Joram, figlio di Acab, al diventare re di Israele a San Maria, dal 18° anno di Iosafat, re di Giude, e al regnare 12 anni. Al fare robes che displasen al Signore, non però come sopari e somari, perché a sdrumà il colonnello di Baal che sopari al veve fat fa. Dome che resta imberdeata e pecchiata di Jeroboam, figlio di Nebat, aveva strissinat anche Israele e non si slontanà per nuie. Mese, re di Moab, al tirave su Nemai e al paiave di Sotanance, al re di Israele, 100.000 agnei e 100.000 rocs culalane. Ma però, muart Acab, il re di Moab si rivoltà quintri dal re di Israele. In quel frattempo, il re Joram al saltà fuori di San Maria e al passare in riviste tutto Israele. Da spo al mandà chest mes al re di Giude. Il re di Moab si è ribellato quintri di me. Vignarestu con me a fai guerre a Moab? Il re di Giude gli rispondé, o vignarai, c'è che sarà per te, al sarà anche per me. Pal tuo popolo, compagno dal mio popolo, pai miei chiavai come pai tiei chiavai. Al zontà, parce strade la rino su, che l'altri gli rispondé, per strade dal deserto di Edom. Il re di Israele, il re di Giude e il re di Edom a partirin. A girarin per 7 dis e urmanchialaghe pai soldati e pai nemai che orlevi davur con la chiame. Il re di Israele al Berlà, puars mai non, il Signor nus acclamas du 3 re, permettinus tes grifes di Moab. Ma il re di Giude i dise, non lesa nessun profeta dal Signor, co interpellin il Signor mediante lui? Allora un famei dal re di Israele gli rispondé, all'Eliseo, figlio di Safat, che isdruciave laghe tes mans di Elie. Il re di Giude al dise, allà la paraule dal Signor, il re di Israele, il re di Giude e il re di Edom all'erin giù di lui. Ma Eliseo gli dise al re di Israele, c'è da fas aio con te, va a chiatare i profeti di Topari e i profeti di Tomari. Il re di Israele gli rispondé, po non ho la fe, il Signor nus acclamas nostre re, per sniacanus tes mans di Moab. Al ribatté Eliseo, per vite del Signor, Dio des Cris, che io servis, se non ves riguard per re di Giude, neanche non ti abbadareste, neanche non ti chialaresti in muse. Come menai mi dogni un calzuni la citare. Allora, biel che il suonadore al suonave, la manda al Signor e plombà per zore di lui. E disse, il Signor al discusì, sgiavait in queste conce une buse da urlatre, perché il Signor al dischest, non vi darei saiar, non vi darei sploe, e queste conce si emplarà di aghe, e obevareis vuatris, i vostri soldati, e i vostri nemai che io partin la chiame. Ma quest non le anchimonuie per il Signor, perché os metterà tes vostres mans anche Moab. Os drumareis tuttes le cittàs rinfarciadis, o cionchiareis ducui pomar, os dropareis tuttes les risultivis, e o balinareis i mior chiam, e iu emplareis di clash. Talindoman, sull'ora di presentare l'uffierte, ve che de bande di Edom al vinive iu laghe, e il territorio al fu emplat. Quanche i Moabis a venirin a save che i res a ierin lassù per Batiu, si derin d'ogni duc che ierin in età di portare le armis e si portarin sul confin. Quanche ierin di buinore e sorelli all'usi per zore de sages, i Moabis avioderin di lontan li sagis rossis come il sanc. A diserin, alle sanc, sigur che i re si son fas fur un culatri e si son macias, e come iuara fa Moab. Ma quando arrivavi in tal campamento da Israelis, che aievarin su e abbatterin i Moabis, che schiamparin denan di lor,
che allevin denant e iu facevin a tocs. As drumarin le cittàs, ognun al buttava il suo clap tai miei chiams, per riemplaiu. As droppavin tutti i risultivi e accionchiavin tutti i pomars. Tal'ultim non resta che Kirkarest, che i defionde lu cerclarin e i derin la gaffe. Quando il re di Moab al viodè che non poteva più tignì durante il combattimento, al chiolè da ur 700 uomini armati di spade, per chiattarsi fur un varc e là de bande dal re di Aram, ma non rivarin. Allora al chiappà il suo prim fin, calvare svu di regnà in pen di lui, e lui offrì un olocausto sull'amore. Si dischiadenà una grande rabbia contro gli israeliti, che a dismontare dal campamento e a tornare.